Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde e ben trovato anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera. Buonasera a tutti. Sindaco, parlavamo prima di cominciare questa puntata prima fuori onda che a Padova succede sempre qualcosa nel fine settimana, succede sempre qualcosa anche durante la settimana e questo da un certo punto di vista è piacevole perché vuol dire che la città è viva. Molto piacevole. Infatti, poi nel corso della puntata racconteremo anche alcune cose che sono successe lo scorso fine settimana, che sono successe negli ultimi giorni. Questo a dimostrazione veramente di una città che appunto, come dicevamo prima, è veramente viva e sta crescendo, non solo dal punto di vista turistico, come ci siamo detti nel corso delle scorse puntate, però proprio anche dal punto di vista di come i cittadini vivono la città. Però vorrei cominciare questa sera, Sindaco, con una tematica importante anche per il futuro della città e anche da un punto di vista simbolico, perché nell'area di Via Anelli, dove i padovani lo sapranno, per molti anni c'è stato degrado, c'è stata delinquenza, c'è stata criminalità, sorgerà nei prossimi anni la nuova questura. Esatto. Allora, andiamo a vedere il servizio, perché abbiamo preparato un servizio che riepiloga un po' quella che è stata la vicenda degli ultimi anni, ci racconta cosa succederà con la nuova questura e poi lo commentiamo insieme. Vediamo il servizio. Prosegue l'iter burocratico per la realizzazione della nuova questura di Padova, finanziata dallo Stato con 62 milioni di euro. Per il bando di progettazione dell'edificio, di cui il Comune sarà stazione appaltante, sono pervenute a Palazzo Moroni 5 offerte. Ora si dovrà formare una commissione speciale che entro fine ottobre aggiudicherà la gara. Una volta scelta la squadra di progettazione, che come previsto dal bando dovrà essere composta da un team di 9 professionisti, tra cui geologi, archeologi, progettisti del paesaggio ed ingegneria dei trasporti, ci vorranno 3 mesi per dare il via al progetto. Dovranno essere rispettati precisi e definiti parametri che prevedono anche l'integrazione del nuovo edificio con il contesto urbano e viabilistico della Stanga e del quartiere San Lazzaro, dove sono previsti il passaggio di una nuova linea del tram e la realizzazione del nuovo ospedale. Bisognerà poi attendere gennaio 2024 per vedere i primi rendering e dopo ulteriori 9 mesi sarà pronto il progetto esecutivo. Il cantiere aprirà nel 2025 e in circa 4 anni la nuova casa della polizia sarà realizzata. La nuova questura sarà un edificio green ultramoderno di 6 piani per oltre 17.000 metri quadri, compresi quelli del parcheggio interrato. Ci saranno alloggi per il personale, uffici e aree di servizio, il tutto secondo le caratteristiche previste nel documento preliminare redatto dagli uffici comunali con la questura e con il Ministero. La nuova sede della Polizia Padovana sorgerà in Via Anelli, una decisione frutto della permuta con il demanio di 2 aree che sorgono in città. L'ex caserma Prandina di Via Orsini è passata al Comune, che in cambio ha ceduto allo Stato proprio l'area di Via Anelli, tristemente nota in passato per aver ospitato le 6 palazzine del complesso Serenissima. 287 mini appartamenti di 28 metri quadri ciascuno, costruiti alla fine degli anni 70 per ospitare gli universitari fuori sede, ma quello che sarebbe dovuto essere un quartiere studentesco ben presto era diventato uno dei principali centri dello spaccio a nord-est. E così nel 2006 l'amministrazione comunale, guidata all'epoca dal sindaco Flavio Zanonato, decise di costruire un muro divenuto famoso in tutto il paese per isolare le 6 palazzine dal resto della città. Fu solo il primo passo di un progressivo smantellamento di Via Anelli. In 2 anni, quello che era diventato un vero e proprio ghetto venne sgomberato e nei fatti lasciato disabitato per anni, fino al 2019, quando il Comune, dopo aver acquistato tutti gli appartamenti, abbatté le 6 palazzine e proprio lì, dove una volta c'era il piccolo Bronx, tra qualche anno nascerà la nuova questura. Sindaco, mi ricordo che diversi anni fa, quando si passava per Via Anelli, si diceva che era un'area destinata a rimanere così, sarebbe stata per sempre degradata, non ci sarebbero mai state rivoluzioni e invece adesso in Via Anelli, tra qualche anno arriverà una questura che dal punto di vista simbolico significa anche dove prima c'era il degrado, adesso c'è la legalità. È stata un'operazione veramente importante su tutti gli aspetti. Togliere il degrado della città, abbiamo fatto riuscire a fare una permuta col demanio, per cui abbiamo acquisito proprietà alla Prandina e in più quest'area qua sorgerà la questura. Il servizio è perfetto come tempi, è stato un po' lungo, ma è stato lungo non per colpa nostra questa volta, perché non quadrare i finanziamenti con una questura, quella di Napoli, perché ricordo il finanziamento è dello Stato, Ministero degli Interni.
per 62 milioni. Prima era 50 milioni in origine, poi il Movimento Prezzi ha dato 62 milioni. Adesso sarà nominato commissione di esperti per far sì di validare i progetti, scegliere i progetti. Una cosa molto importante, ovviamente noi abbiamo fatto stazione appaltante solo per cercare di accorciare i tempi al massimo. Io penso che nel 2027, 28, 29 sarà pronta, è molto lunga, infatti il demanio verrà previsto 7 anni, per cui un po' di tempo in più per causa Covid, però riusciremo. Ovviamente il progetto è stato fatto su indicazione della polizia, non nostra, e noi stiamo cercando di dare il massimo della collaborazione, però una cosa importante, passare il tram, cambia il quartiere, vuol dire che diventa, sotto l'aspetto della legalità, una cosa importante per quella zona che è stata veramente martoriata nel passato. In più vuol dire nuova vita, vuol dire personale, vuol dire persone che mangiano, vivono là vicino, vuol dire cambia completamente, passare il tram, quindi è una grande soddisfazione. Devo dire che c'è un merito importante, è stato il questore a suo tempo, Paolo Fasser, perché per fare queste cose bisogna che sia d'accordo. Solitamente il capo della polizia, ovviamente è venuto quella volta, il questore, a suo tempo è stato anche il nostro ex Renato Franceschelli, Prefetto. per cui è stata un'operazione veramente importante, anche perché abbiamo acquisito Prendina, al di là di tutte le lunghezze polemiche, tra poco sarà quasi, il progetto sarà quasi finito sotto l'aspetto verbale, stiamo trovando l'intesa col sovrintendente e con tutte le forze politiche, un po' alla volta penso sarà terminato. Con Lei che ricordi ha, sindaco, di Vianelli prima di diventare sindaco? Leggevo il famoso muro, leggevo questo muro che non capivo nemmeno esattamente, no, anche vederlo per curiosità, ho detto ma che era questo muro, a suo punto c'era il sindaco Flavio Zaronato, ha messo questo muro per evitare lo spaccio, azione molto importante, ha fatto il giro d'Italia questa notizia qua, però era veramente una zona degradata. Infatti ogni volta che adesso qualcuno propone studentati siamo molto attenti per evitare di ricadere perché una volta era un studentato quello all'inizio. Complesso Serenissimo era nato per questo, ma perché poi, insomma non so se magari ha avuto modo di parlare con qualche suo predecessore, insomma perché poi non ci sono effettivamente entrati gli studenti, o meglio ci sono entrati ma ci sono stati pochissimi? Per poco, perché poi si è verificato che era a basso prezzo, per cui sono impadroniti altri non studenti, non c'era caccia, come adesso c'è caccia all'immobile, gli studenti adesso sono in difficoltà, lo so anch'io perché manca posti letto. Mi sa che oggi sarebbero tutti occupati dagli studenti quegli appartamenti. Infatti, lì. Stiamo facendo altre operazioni insieme a Vistar in maniera tale da cercare di dare qualche soluzione, che non è facile, perché, o meglio, ce ne saranno 2000 posti letto, ma ci vuole 2 anni, 2 anni e mezzo, per cui adesso sono in difficoltà. Hanno ragione, però purtroppo il Covid ha fermato tantissime cose, anche sotto l'aspetto immobiliare. Padova Est, sindaco, è destinata veramente a cambiare, perché non solo la questura, però il nuovo ospedale, ovviamente che è un progetto mastodontico per la città, ovviamente il passaggio del tram, insomma è un quartiere qualche attività commerciale già autorizzata in passato che aprirà, per cui cambierà veramente la zona, ovviamente il polo ospedaliero cambierà radicalmente, sarà anche sotto l'aspetto edile, sono costruzioni che nasceranno già autorizzate, ovviamente, per cui cambierà radicalmente. Siete preoccupati dal punto di vista del traffico? Riuscirà la viabilità di Padova a gestire questa nuova mole di persone destinata a gravitare su Padova Est, dove già ce n'è tanta? Secondo i calcoli di tecnici, ingegneri trasportistici, se riusciamo a fare l'Arco di Giano, evitare fare l'Arco di Giano. L'Arco di Giano è la continuazione, è un ponte lungo 1,5 chilometri più o meno, che costa molto. E stiamo cercando con il Ministero, con l'aiuto della vicepresidente De Berti, farci finanziare quest'opera perché costa qualcosa come 40 milioni, per cui assolutamente bisogna trovare un sistema che lo Stato aiuti, perché se no diventa impossibile. Anche perché funziona il tram con questo in maniera ottimale, ma anche l'ospedale, altrimenti diventa un problema. Per cui confido molto insomma, che sarà finanziato questo.
per cui aumenterà il traffico sicuramente, però il tram porterà via 20 milioni di passeggeri, 20 milioni, non in quella zona, nel totale, e di conseguenza dovrebbe sopportare abbastanza bene con l'Arcogiano, nei calcoli dei nostri ingegneri, per cui non è che ci mettiamo a fare i calcoli, non sono ingegneri che fanno questi calcoli, dovrebbe andare tutto bene. Ci vorrà un po' di anni, perché per Padova Est sarà completato, ci vorrà ancora 5 anni, 6 anni più o meno, dopo sarà battuto la parte di via Giustiniani, per eccesso, certo. Per cui sarà una rivoluzione. Io veramente tra 6, 7 anni, 8 anni, Padova cambierà completamente tra l'alta velocità, la stazione che guarderà verso la Celle, la questura, le 3 linee di tram, Configliacchi, tutte queste cose, ex CONI. Padova cambierà in maniera incredibile. In meglio è chiaro che adesso bisogna sopportare un po' di disagi, perché bisogna fare i sottoservizi, per cui vanno sistemate tutte le cose, per cui anche che un po' di pazienza e tranquillità. Lo so, ma anch'io mi scoccio quando trovo la cosa da fermare, però ragazzi, Padova cambierà in maniera importante. Penso che abbiamo dato anche atto in questo periodo qua e in questi anni qua che abbiamo cercato di migliorare la città. È migliorata molto sotto l'aspetto turistico, sotto tutti gli aspetti. Padova è una città europea, anche se è vero che non è grande, non è neanche piccola, però tutti i servizi funzionano bene. E cosa non è merito mio, parlo della nostra comunità, che sia chiaro. Sull'Arcodigeno però ancora presto per parlare di tempi, siete ancora molto in fase embrionale, però no, perché come dice lei sarà decisiva. È solo progettato a livello fattibilità e anche il progetto specifico non è ancora fatto, per avere il progetto specifico fatto bisogna che sia finanziato, non si può fare progetti senza avere la garanzia di un finanziamento. Chiederemo anche alla Regione allora sicuramente. La Regione sta aiutando. Le interlocuzioni sono buone a livello generale con la Regione del Veneto? Ottimo direi, sia il Presidente che ma anche gli assessori, cioè non c'è nessun problema, stanno collaborando nell'interesse sia del Veneto che del Padova stessa, niente da dire, anzi devo ringraziare sempre. Senta, tornando alla questura, dicevamo la permuta con l'ex... Giro d'Italia. C'era il Giro d'Italia, Zaia mi aveva promesso e l'ha mantenuta. 2024, giusto? Sì. Vi state già muovendo per il Giro d'Italia? Caspita, non è ancora confermato ufficialmente, che sia chiaro. Sarà confermato, se non sbaglio, verso novembre, il 1° novembre. Quando presentano il percorso dell'anno successivo. Esattamente, però confido che sarà confermato, non sono certo ancora, però confido nelle promesse del Presidente. Insomma, arriverà a zona Prato della Valle, in centro, quindi farete una cosa carina. Bisogna. È tanti anni che aspettavamo questo, per cui con Diego Bonavini abbiamo lavorato tanto, penso sia un'occasione unica. Vuol dire che, insomma, 28 maggio so già. 28 quindi sa già la data, 28 maggio 2024. Non voglio dire stupidaggine, perché la memoria mia sulle date non è eccezionale, o 23 o 28, comunque dovrebbe essere, prima aspettiamo la conferma. Speriamo sia confermato, poi quando avremo la conferma ne parleremo qui in trasmissione. Senta, tornando alla questura, dicevamo, riqualificazione di 2 zone, 2 aree della città, via Anelli da un lato, la caserma Prandina di via Orsini dall'altro, nell'ambito della stessa operazione. Le chiedo, è stata l'operazione più importante fino a questo momento del suo mandato da sindaco, di un mandato più 1 anno e qualcosa, o ritiene di aver fatto qualcosa di più importante in qualche altro ambito? È importante, è dato soddisfazione, poi riuscire a incatenare questo puzzle, fare sì che venga la permuta, che la permuta riesca ad avere la Prandina, che è una cosa storica che non ho mai avuto. Nel contempo fare la questura, devo dire che è una cosa molto bella, ci ha dato molta gratificazione anche sotto l'aspetto delle persone, perché avere la Prandina è sempre stato importante, però penso che le 2 cose importanti oltre a questo sia stata il polo ospedaliero, che adesso sta crescendo un po' alla volta, però devo dire che in 6 mesi col Presidente Zaia abbiamo trovato l'accordo, e questa è una bella cosa. 6 mesi sono 2 unità, 2 poli ospedalieri, uno di Giustiniani e uno a Padova Est. 900 e 900 posti, per cui un ospedale europeo, a livello europeo. Abbiamo già i medici a livello europeo, sono internazionali, ma anche le strutture, vedi pediatria, ormai hanno raggiunto il tetto, adesso manca ancora 2 anni perché sia operativo, per cui stanno avanti molto velocemente. So che stanno facendo già i progetti di Padova Est, stiamo facendo il progetto di via Giustiniani sopra le vecchie cucine, sta lavorando molto bene il direttore Giuseppe Dabben, per cui
Io faccio il tifo che venga fatto il più presto possibile, perché primo vuol dire sanità, ne abbiamo bisogno di sanità, abbiamo visto col Covid. Secondo vuol dire che cambia ulteriormente la città, anche come panorama. Pensate, adesso tutte le cose che sono in Padova, via Giustiniani, alla fine resterà il Policlinico, Gallucci, la Torre Nuova col pronto soccorso, pediatria, dietro mamma e bambino. Basta. Tutto 5 il resto, dipartimenti però importanti. importantissimi, tutto il resto sarà abbattuto, per cui vuol dire il parco, vuol dire una cosa bella. L'altra parte sarà trapianti, molto specialistico, però il pronto soccorso sarà qua. Vuol dire cambiare Padova, sarà fatto garage, sarà fatto posti auto. Adesso abbiamo un problema enorme, la gente veramente, dato che abbiamo medici di qualità, e più o meno le strutture funzionano sotto l'aspetto fisico. Il problema oggi dei padovani è il parcheggio. Tutti quanti che non sono capaci di parcheggiare. I nonni vigili che sono lì, poveretti, si prendono insulti, si prendono tutti i colori, perché quando uno sta male o ha bisogno di andare a vedere o è anziano o vuole parcheggiare, non c'è niente da fare. Il tram cambierà molto questo aspetto, però finché non c'è il tram c'è. Però comunque anche dopo ci sarà bisogno di posti auto per chi dovrà raggiungere la zona in auto. Il tram passerà davanti, sia sul nuovo che sul vecchio. Sul nuovo c'è addirittura il baffo che entra all'interno appositamente per l'ospedale. Quello dei parcheggi è un tema delicatissimo per la città, lei lo sa sindaco meglio di noi, importantissimo. Una puntata del Sindaco Risponde la tratteremo, la dedicheremo solo al tema dei parcheggi, perché veramente in una città soprattutto come Padova, il tema dei parcheggi e poi la sua integrazione con la mobilità è assolutamente indispensabile. Adesso però ci prendiamo una brevissima pausa. Al ritorno, nella seconda parte del Sindaco Risponde, parleremo di un altro tema, Sindaco, che lei alcuni giorni fa, quando ha presentato il progetto, ha detto è un tema che mi hanno sempre detto che non porta voti, ma a me non mi interessa niente. Esatto. Allora, chiediamo di stare collegati ovviamente a tutti i nostri telespettatori, ma soprattutto agli appassionati di musica e cultura, perché racconteremo tutte le novità dell'Auditorium Pollini che sarà ristrutturato. Rimanete con noi.